Buonasera a tutti e ben ritrovati al Cesare's Corner. Io al solito saluto i miei nonni Bruno e Gabriella, zia Vallì, Teresina e Scandiere. Allora, il corner di oggi è un corner in cui parleremo di mostre e alla fine di nuovo con quello nuovo spazio che è nato nell'ultimo corner, ovvero un'opera ogni corner. Non c'è ancora un nome, aspetto che continuiate a suggerirmi qualche nome e sperare di trovare qualcosa di convincente. Allora, io inizio con la prima mostra, la mostra di Pablo Acciugarri a Palazzo Reale a Milano. È una mostra che ho avuto il piacere di vedere, piacere barra sfortuna, perché è stata l'ultimo giorno di apertura. Quindi non vi parlo di una mostra per invitarvi a visitarla, ma per mostrarla un po' meglio a chi non l'abbia proprio vista e per rinfrescare invece la memoria a chi l'abbia già vista. Allora, è una mostra che si è tenuta a Palazzo Reale nella sala delle Cariatidi, quella dove avevano già fatto la mostra di Vedova come ultimissima esposizione circa 2 anni fa, quella splendida curata da Celant. Io so che vi avevo già anticipato qualcosa di questa mostra, vi avevo fatto vedere un po' di foto, ma mi ero anche ripromesso di proporla di nuovo una volta che avessi avuto i video. Perché? Perché è una mostra di scultura. Pablo Acciugari è uno scultore fortissimo, uno scultore dell'Uruguay che ormai è di fama mondiale, ormai già da almeno 15 anni, da quando ha fatto la Biennale di Venezia, se non sbaglio la 50esima Biennale di Venezia, padiglione dell'Uruguay, quindi è uno scultore affermatissimo, è presente in diverse collezioni mondiali, da fondazioni private, musei, vari enti, quindi non mi metto qui a spiegare la biografia eccetera. La trovate su internet, ha uno splendido sito, tra l'altro è uno degli artisti, io credo, viventi con il maggior numero di fondazioni a suo nome, cioè ce n'è una a Lecco, un museo Pablo Acciugarri dedicato a lui a Lecco, città dove ha vissuto, dove vive ancora in alcuni periodi dell'anno. Perché? Perché lui ha un rapporto speciale con l'Italia, no? Quindi gran parte del marmo lo va a recuperare a Carrara, quindi lui è spesso in Italia. Un'altra fondazione si trova a Miami, un'altra ancora si trova in Uruguay dove vive, quindi ce ne sono veramente, io ne conto minimo 3, ma credo anche qualcuno in più, quindi c'è veramente stato fatto a livello mondiale, perché qui vedete no, sono 3 zone completamente diverse, un lavoro su Pablo Acciugarri anche a livello di gallerie molto importante. Ci sono fior di attori, musicisti, direttori d'orchestra, cantanti che hanno opere nei giardini, nelle case, nelle ville, quindi è uno scultore che veramente ha piazzato le opere nei posti migliori che si potessero desiderare. Cosa dire allora di questa mostra nello specifico? È una mostra che vi dicevo si tiene alla Sala delle Cariatidi, che è una sede storica, era stata bombardata durante la guerra, quindi è una sede che è stata lasciata con tutti i segni del tempo, con tutte quella specie di rughe, le chiameremo, no? Che sono delle rughe della memoria, che ricordano ciò che è stato, e è una sala molto suggestiva e molto difficile da gestire. Adesso vedremo come è stata gestita in questo caso, se è stato convincente o meno questo tipo di allestimento, perché io avevo visto l'allestimento di Vedova, chiaramente non è uno scultore, non c'entra niente con questo genere, soprattutto Vedova è coloratissimo, quindi per proporre qualcosa di molto colorato all'interno di una sala che comunque ha già i suoi colori, che sono anche abbastanza forti, abbastanza dominanti, significa spegnere tutto il soffitto, gettarlo nella penombra, che è quello che era stato fatto per Vedova. Tra l'altro quella volta a cura di Germano Celant si erano inventati un allestimento che poche volte ho visto nella vita una cosa del genere, avevano creato un cuneo di pannelli che in pratica tagliava, perforava questa sala penetrandola da cima a fondo fino alla fine proprio dello spazio e collocando le opere sia addossate a questi pannelli, sia, io mi ricordo, l'ho fatto vedere anche nel video, un paio di tondi degli anni 80 giganteschi che entravano per metà da questa sorta di pannelli altissimi, perché questo tondo sporgeva da tipo 3 metri di altezza, o entrava o usciva, sono
un tipo di allestimenti che Vedova aveva già realizzato, quindi non c'è niente di nuovo, però esporlo comunque in quella sala ha fatto un certo effetto. In questo caso si parla di uno scultore che quindi non si può esporre appendendolo su pannelli e cose varie, e si parla di uno scultore che chiaramente, come quasi tutti gli scultori, lavorando con il marmo non usa il colore, o meglio il colore del marmo e basta, quindi sono delle tinte monocrome molto chiare quasi sempre, e quindi c'è tutto un altro modo di concepire lo spazio espositivo. In questo caso si è giocato moltissimo sulla presenza degli specchi. Questa sala è circondata da specchi, specchi che comunque hanno il loro tempo, quindi sono rovinati, sono consunti, però comunque continuano a svolgere la funzione e servono perché nel momento in cui si gira in mezzo alle sale, allo spazio espositivo, le opere fisiche vengono specchiate su questi specchi e quindi si moltiplicano tra opere fisiche e opere specchiate, virtuali. Quindi sembra ancora più piena la sala, no? Sembra che si stia frammentando e stia entrando dentro ad altri corridoi, che in verità sono tutti questi specchi. Detto questo, però, il problema è quello del colore. Essendo il marmo bianco di Carrara, che è stato il supporto più utilizzato in questo caso, quindi Acciugari non solo ha realizzato il maggior numero di opere con il marmo bianco, ma erano anche le principali opere esposte, quelle più grandi, quelle messe magari anche singolarmente al centro, eccetera. Vedrete che appunto sono state create delle zone, in alcuni casi delle isole, degli arcipelaghi di opere, no? Quindi tante basi, tutte insieme, con tante piccole opere, magari tutte in marmo rosa del Portogallo. In altri casi invece la singola opera statuaria, monumentale, gigante, bianca. Quindi si è creato un continuo, come si può dire, non c'era un percorso unico e non c'era soprattutto regolarità. C'era questa sorta di frammentazione, questa sorta di dispersione che sembrava fatta un po' a caso, no? Delle opere, che serviva proprio a farvi perdere, no? A smarrirvi in mezzo. Perché queste opere partono sempre dall'idea di un qualcosa di organico, sono forme naturali che si rifanno agli alberi, si rifanno alle radici, si rifanno ai rami, quindi c'è sempre questa fluidità che passa anche tramite un allestimento che deve essere fluido, non può essere geometrico, entrate, uscite, due spigoli e tutte messe in fila in ordine, perché avrebbe poco senso, sarebbe anche meno suggestivo forse. In questo caso è stato trovato un allestimento efficace perché è funzionale al tema che trattano queste opere, però è anche vero che diventa un po' complicato da girare, nel senso che si rischia di perdere per strada qualche opera, perché sono tante, sono molte le opere, lo spazio è grande, non avendo messo quel cuneo, come nel caso di Vedova, sembra ancora più grande, e quindi bisogna stare molto attenti al percorso che si fa. Perché si entra, si vede un'opera, si fa la foto, ci si gira, se ne vede un'altra ancora, cioè si va avanti e indietro come i matti e magari si perdono un po' di opere in giro. La cosa forse, l'unico veramente punto debole è stato proprio il discorso colore e luci, perché allora, quando voi vedete queste opere, chiaramente, vi dicevo, in parte si deve neutralizzare lo spazio. Come si fa? Con le luci. Le luci in questo caso sono state puntate contro le opere. Chiaro che queste opere specchiano. La luce sul marmo bianco rimbalza fortissimo. Quindi lo vedrete anche nel video, si vede nel video, ma vi assicuro che anche dal vivo c'era questa sensazione, che ogni tanto da alcuni punti di vista voi anziché vedere l'opera, vedevate proprio la sparata di luce, no? Il bagliore fortissimo della luce che rimbalzava sull'opera, che qua e là sembrava disturbante, era un elemento di disturbo in mezzo alla mostra. La cosa però che forse è stata resa nella maniera meno entusiasmante è stato un discorso di dimensione reale percepita delle opere, perché le opere di Acciugari sono quasi sempre delle opere che appunto, secondo la metafora, secondo ciò a cui lui si rifà, queste forme organiche della natura, quindi soprattutto alberi, ecco che la verticalità di queste opere è un elemento
principale, fondamentale. Nel momento in cui queste opere vengono viste una alla volta in uno spazio neutro, a un palmo di naso, ecco che queste opere si percepiscono in tutta questa loro ascesa verso l'alto, no? Sono opere enormi, soprattutto sono opere molto sottili che si fanno trapassare dalla luce e dallo spazio, quindi sono delle opere che consentono al vuoto di entrarcisi dentro, ma il problema qual è? Che in questo caso, con un soffitto altissimo, che non è stato scurato del tutto, ma comunque si vede molto bene anche nei video questo soffitto, le opere sembrano molto piccole, sembrano molto basse, sembrano un piano orizzontale di opere di cui voi siete più o meno quasi alla stessa altezza, perché alla fine non sono state messe le opere più grandi, voi magari per un motivo di trasporto, perché pesano tantissimo, per mille altri motivi, non lo so, magari perché erano in un piano che non poteva reggere a livello di metri quadri quel peso, non ne ho idea. Comunque non c'erano le opere più grandi di Asciugarri, anzi lui ha fatto opere di 8 metri, di 5 metri, di 6 metri, qui credo che la più grande arrivasse appena a 2 metri e mezzo forse, quindi non ci sono state le opere più grandi. Questo, sommato al fatto che il soffitto non è stato messo in penombra, le opere sembrano molto più piccole di quello che in realtà non sono. Quindi lo vedrete nel video. Io non vi ho fatto vedere foto e video ora perché ve lo manderò, dura 4 minuti, un video fatto di tanti miei video che ho girato lì, dove mi muovo, non trovo una mia strada e volevo proprio che si percepisse questo smarrirsi in mezzo alle opere. Chiudo con l'ingresso che è stato creato, un ingresso molto interessante perché è una sala di entrée, no? È una situazione diversa rispetto alla sala che c'è dopo, nel senso che il soffitto è più basso, non è così imponente, si può anche in un certo senso osare un po' di più, e in questo caso cosa è stato fatto? Nella mostra di Vedova c'erano delle piccole opere, è una soluzione che stanno utilizzando spesso questa, ovvero il fatto di mettere, prima di entrare, siccome ci sono due portali grandi e in mezzo c'è una struttura, un pezzo di muro, mettere in mezzo, davanti a quella struttura, a quel pezzo di muro, una sorta di basamento grande dove si mettono tante piccole opere, in modo da vedere le cose piccole in uno spazio più piccolo, entrare nello spazio grande e vedere le cose più grandi. È una cosa che è stata fatta anche qua. Prima di entrare quindi si trova questo piccolo arcipelago di opere dove sono tutte opere le più piccole della mostra, bronzo smaltato con vari colori, tutte quante esemplari a tiratura limitata, molto carini, anche se non sono le cose che preferisco di Asciugarri, ma la cosa più interessante forse è stato frontalmente a questa zona di piccole opere, quindi la prima cosa che si vede entrando dentro, un'area tutta recintata dove si trovavano una sorta di spazio che ricreava l'atelier di Asciugarri. Quindi c'era una confusione incredibile, c'erano gli strumenti del mestiere, i materiali grezzi a metà lavorazione e a lavorazione finita, i supporti, si vedevano le varie fasi di lavoro, quindi vedrete tutta questa struttura che cerca di ricreare l'ambiente tipico di lavoro del maestro. Secondo me un po' troppo caotica anche, però molto funzionale, devo dire, è una scelta che ho apprezzato. Io allora non vi aggiungo altro, vi invito a restare con me questi 4 minuti di video perché vedrete una mostra veramente molto valida. Prego regia con il video.
rieccoci in studio. Allora, andando ora alla seconda mostra, anche in questo caso è una mostra di cui vi ho già anticipato qualcosa, la mostra di Domenico Gnoli alla Fondazione Prada di Milano. Allora, è stata una mostra che avevamo già visto in parte, senza che io l'avessi vista dal vivo però. Vi avevo già raccontato qualcosa dell'artista, della sua fama, dei suoi prezzi, della sua biografia. Non vi voglio aggiungere altro su quello, ma voglio raccontarvi la mostra. Anche in questo caso più l'allestimento, più le sensazioni, più i feedback che non altro. In questo caso però la mostra è ancora aperta, sarà aperta fino al 27 di febbraio, quindi avete ancora 3 settimane, quasi 4 di tempo per visitarla. È una mostra che, vi dico, sembrava più bella in foto. Sembrava più bella in foto perché? Perché lo spazio che si respira una volta entrati è uno spazio molto strano, straniante quasi, perché è stato volutamente ricreato su 2 piani questa mostra, dove il secondo piano mi ha convinto sicuramente di più. Il primo piano, quello più fotografato, quello con tutte le opere principali, con tutte le opere più grandi, più importanti, più famose, è stato uno spazio invece, il podium, dove di solito Fondazione Prada ci fa le mostre, sì, ci espone anche magari una parte della collezione permanente, però è una parte dove Fondazione Prada espone sempre rispettando molto bene i limiti del vuoto. In questo caso è una mostra molto molto piena, cioè le foto che vengono fatte, le foto che ho visto nel sito, nelle riviste, sono foto molto furbe chiaramente, che scelgono dei punti di vista bellissimi, azzeccati, quindi vi mostrano l'inizio, la fine di una parete con un'opera appesa e l'inizio della parete della stanza dopo, che si vede, che vi mette insieme questi 2 piani, no? Però riquadrando bene gli spazi. Nella realtà non ci sono quei punti di vista. Quello è un punto di vista che vede una macchinetta fotografica con obiettivo monofocale. L'occhio umano è bifocale, quindi non si vedono queste cose, si percepisce in maniera diversa anche quello spazio, e vi assicuro che quindi in foto esce meglio di quanto non sia in realtà. Quello che c'è da dire però è che cosa? Che appunto la mostra è un po' troppo piena. Strano per Fondazione Prada, che invece è sempre molto attenta a queste cose, anzi ha fatto scuola riguardo all'allestimento delle sue mostre. In questo caso ni, perché l'idea che è stata spiegata è che è stato uno studio americano di New York a creare questo allestimento. Si sono occupati loro di progettare tutto il podium del primo piano, e che hanno fatto? Hanno scelto una soluzione molto concreta, molto coerente, che si rifà a un sistema di allestimento, un sistema espositivo del pieno Novecento, quindi non c'è niente di contemporaneo in questo modo di esporre. Chiaramente però sono gli anni 60, 70, 80 in cui esponeva veramente Gnoli, quindi è giusto che sia fatto in questo modo. Però proporre la mostra oggi significa anche in alcuni casi attualizzarla. Non si sta facendo una mostra di Gnoli come se fossimo nel 1970, si sta facendo una mostra di Gnoli nel 2022, e così deve essere. Quindi va bene ricreare allestimenti vecchi se c'è una ricorrenza, se si vuole creare qualche experience, ma secondo me in questo caso non aveva alcun senso. È stato fatto. La sensazione che vedrete anche nei video è quella di tante opere con misure molto diverse, opere veramente 30x40 con 2 metri per 2, quindi opere grandissime, piccolissime, una di fila all'altra, tutte un po' schiacciate, tutte su un unico piano, e vedrete che l'occhio ha una sorta di sali scendi, sali scendi, sali scendi, perché non viene rispettata alcuna dinamica espositiva moderna, diciamo, viene messo tutto in fila. Chiaramente la struttura è una stanza unica che si divide con dei pannelli in 3 corridoi principali forati al centro, che crea 6 piccole aree che vengono sfruttate per una divisione tematica. Quindi da un lato avete tutte le scarpe, dall'altro lato avete tutti i bottoni, dall'altro lato tutte le trecce, dall'altro lato tutte le opere vecchie, eccetera eccetera. Quindi c'è questa divisione molto chiara. Chiaramente è
coerente, è molto semplice vedere la mostra, comprendere come da un'opera ci sia stata quella dopo e via così, perché ogni opera suggerisce quella che le sta accanto, quindi a livello proprio di comprensione è molto semplice, a tratti però quasi lezioso come allestimento, cioè sembra proprio un allestimento che chiunque deve capire, non che sia semplice, ma che chiunque debba capire perché altrimenti non ci arriva, semplicemente, e quindi secondo me è un po' troppo lezioso anche. Vi dico, poi a livello di luce, a livello di tutto il resto è perfetto, non si può dire niente. Vi ripeto, Fondazione Prada fa mostre da capogiro. Questa rimane, anche se l'allestimento non era secondo me dei più belli, rimane una mostra da 1001 notte. È stato un capolavoro di mostra veramente. Io non mi aspettavo così tante opere. C'erano i cartellini che numeravano tutte le opere. Vi dico, i cartellini arrivavano quasi a 300. Non tutte opere di Gnoli, o meglio, tante opere. Diciamo che al piano terra c'erano almeno una settantina, forse tra piano terra e secondo piano si arrivava a almeno 90 opere di Gnoli, che è un numero spaventosamente alto. Cioè, se si fa una mostra di qualunque altro artista, se si fa una mostra di De Chirico, mettere 90 opere non è chissà quanto. Palazzo Reale 3 anni fa fece una mostra con 170 opere di De Chirico, quindi non sono tante da trovare, perché lui ne ha dipinte una valanga. Mettere insieme invece 90 opere di Gnoli, di un artista che non solo è morto giovane, ma dipingeva pochissimo, significa mettere insieme tutte le opere conosciute quasi di Gnoli, cioè andare a recuperarle da qualunque posto della terra, perché ne ha dipinte pochissime, sono di una rarità incredibile i suoi lavori. In questo caso è stato fatto un lavoro di recupero mai visto prima. Io credo che questa sia a tutti gli effetti una delle mostre più grandi mai fatte di sempre su Gnoli. Che altro dire? Il secondo piano mi ha convinto molto di più perché era un piano più storico, diciamo, no? Nel senso che il piano terra si accontentava di mettere insieme tutte queste opere più recenti, meno recenti, divise per tema, tutte in fila. Il secondo piano invece che fa? È un piano che divide la struttura con un solo pannello al centro, dove si espone da un lato e dall'altro. Sul pannello centrale, no, si sfrutta lo spazio per mettere al suo interno, per appenderci delle opere gigantesche. L'opera più grande si trova lì, insieme a dei paravento dipinti da Gnoli, insieme a dei teatrini, insieme a delle opere mobili, quindi delle opere molto più strane. Sui lati invece vengono messe delle teche molto lunghe che mettono insieme tutti i cataloghi di mostre, quindi la parte storica nel senso di resoconto, nel senso di riportare la storia di questo artista, dove ha esposto, con chi ha esposto, in quale data, in quale sede, e insieme a tutta questa documentazione storica si appende sopra una parte di opere di Gnoli interessantissime, che sono delle opere che si rifanno a delle illustrazioni, si rifanno a illustrazioni antiche, si rifanno a dei libri, si rifanno a, come si può dire, delle incisioni dell'Ottocento, quindi si rifanno a tutta una serie di stimoli visuali, che io vi tiro sempre fuori ultimamente questo discorso di cultura visuale, perché sono le cose che Gnoli vedeva, che Gnoli studiava e che lo ispiravano per le opere che poi ha fatto. Quindi mettere insieme questi lavori molto piccoli, ecco, qua sì che ci stava bene esporli come una sorta di quadreria d'epoca, no? Perché erano opere più piccole, erano opere su carta, erano in gran numero, ce ne dovevano stare di più, allora qui stavano bene. E qua e là un'opera di Gnoli, molto molto bello questo modo di esporlo, molto chiaro, chiaramente è un modo che, vi dico, avendo visto la mostra di domenica, Fondazione Prada è visitatissima, non è uno dei tanti musei, vi dicevo, dove entrano 4 gatti, ma Fondazione Prada è visitatissima. Quindi questo è un tipo di allestimento che però, oltre un tot numero di persone, si fa molta fatica a vederlo, perché non si crea quello scorrimento pulito.
diciamo che ci si deve allontanare, avvicinare, allontanare, avvicinare, cioè finché si appende l'opera grande sulla parete, si vede anche da lontano, si vede anche con la persona davanti, però se si mettono delle teche, delle opere piccole addossate al muro davanti a queste teche, o ci sei di fronte o non le vedi. Quindi bisogna con calma aspettare il proprio turno e fare tutto il percorso. Quindi è un po' stancante, un po' noiosa questa cosa, però è l'unico modo. Quindi vi consiglio, se ne avete l'occasione, di visitarla non il fine settimana, perché è piena di gente. Detto questo, non vi aggiungo altro, vi mostro anche in questo caso le foto e i video, perché ci tengo che vediate, soprattutto con i video, la pittura di Gnoli. Vedrete, per dirvi una sola cosa sulla pittura, il fatto che ci sono 2 o 3 opere che ho filmato, di cui una stupenda con dei cesti di vimini che vengono dipinti proprio a rilievo, cioè sembra che la materia esca fuori, ma esce veramente fuori, cioè si trova uno spessore di 5-6 centimetri, che io non so con quale tecnica abbia dipinto, ma si vedeva proprio questo vimini dipinto che in verità era scolpito su una materia che usciva dalla tela. Quindi si capisce come, e queste erano opere molto vecchie, come da una profondità reale che viene proprio dipinta perché esce dallo spazio, esce dal supporto, si passi con i vari anni, con l'esperienza, con la fama, si passi a una profondità, a un'estroflessione che non è più fisica ma viene suggerita dalla qualità della pittura, dal trompe-l'œil, no? Quindi dal dipingere la realtà in maniera così precisa da far sembrare vera questa tridimensionalità. Lo vedrete. Io nei video entro molto dentro alle opere, vedrete nel dettaglio dei bottoni, delle pieghe, delle cerniere, dei colletti, delle giacche che sono dipinti in maniera incredibile, vedrete dei tessuti che sembra di toccarli, sembra di accarezzarli, quindi veramente una pittura affascinante che vi incolla di fronte all'opera. Quindi io vi invito caldamente a visitare la mostra perché è stata strepitosa, e poi mi direte voi se avete apprezzato fino in fondo questo allestimento. Prego regia con il video. Oh, I'm sailing away, my own true love. I'm sailing away in the morning. Is there something I can send you from across the sea? From the place that I'll be landing. No, there's nothing you can send me, my own true love. There's nothing I wish to be owning. Just carry yourself back to me unspoiled from across that lonesome ocean. Oh, but I just thought you might want something fine, made of silver or golden, either from the mountains of Madrid or from the coast of Barcelona. Oh, but if I had the stars from the darkest night and the diamonds from the deepest ocean, I'd forsake them all for your sweet kiss. For that's all I'm wishing to be owning. That I might be gone
make your time more easy passing. Oh, how can you ask me again? It only brings me sorrow. Same thing I want from you today, I would want again tomorrow. I got a letter on a lonesome day. It's from her ship I'm sailing. Said I don't know when I'll be coming back again. It depends on how I'm feeling. Well, if you, my love, must think that away, I'm sure your mind is roaming. I'm sure your heart is not with me, but with the country to where you're going. So take heed of that western wind. Take heed of stormy weather. And yes, there's something you can send back to me. Spanish boots of Spanish leather. Rieccoci in studio. Allora, concludiamo questo corner con quell'opera che vi dicevo che ho scelto per oggi, opera che tra l'altro verrà messa a confronto con un'altra opera, più per il fatto che affrontano il medesimo tema che non per trattarne due. La vedremo proprio in 2 secondi, la seconda opera. La prima allora è un'opera di Claudio Parmigiani, un artista italiano fantastico, secondo me uno dei più poetici di tutta l'arte povera, di tutto quel filone. Poi vedrete, in un'opera come questa non si può nemmeno parlare di arte povera, qui è proprio un discorso completamente a sé, è un qualcosa di che io ogni volta che mi viene data l'occasione di scegliere tra le mie opere, tra le 10 opere preferite, questa la inserisco sempre, perché è un'opera di una poesia veramente inaudita. Diciamo che è una serie di opere, la cui prima opera si chiama Delocazione, è un'opera del 70, poi da qui seguiranno una serie di altre opere per tutti gli anni 70, ancora oggi lui continua a realizzarle, e tra queste le più famose è il ciclo delle biblioteche, quindi queste strutture di libri dove i libri non ci sono, e vedrete che lui anche nell'opera Delocazione, che è la prima, la più famosa, è l'opera dove lui rappresenta una presenza, appunto, servendosi di un'assenza. Non soltanto un gioco di parole, come fanno molti artisti contemporanei che sono più bravi forse con le parole, con questa presenza-assenza, che non poi veramente a metterla in pratica. Lui nel 70 ci riesce, secondo me nel modo più poetico di tutti quanti quelli che l'hanno preceduto e seguito anche. Chiaramente lui recupera un'immagine che deve per forza aver visto. Che immagine ha visto? Lui ha visto un'immagine che è contemporanea, un'immagine di oggi, nel senso del nostro tempo, ed è un'immagine che ha origine in una data storica che tutti ricorderanno, il 6 agosto del 45, Hiroshima, quando la prima bomba nucleare della storia, la prima bomba atomica, Little Boy, viene sganciata su Hiroshima. A seguito di quella bomba, a seguito di quelle più di 150.000 vittime, sono state scattate, quelle accreditate, sicure, sono almeno 3 scatti, 3 fotografie che ora vediamo insieme in sequenza, che ritraggono appunto
delle fotografie in negativo. Cioè che cosa? Dei muri, delle scale, delle strutture, dove fino a un secondo prima si trovavano delle persone sedute, una persona su una scala che stava facendo dei lavori, si vede, una persona sembra con un bastone, quindi un'anziana signora, e subito dopo, da un secondo all'altro, in seguito all'esplosione, queste persone vengono polverizzate. Chiaro che però questa esplosione, distruggendole, lascia una traccia, che è una sorta di fotografia in negativo sul muro, una fotografia in negativo sulla scala. E quindi sono delle foto reali, delle foto tragiche, però dimostrano che cosa? Come anche un'assenza possa rappresentare una presenza. A livello poetico, come ogni vita lasci una traccia in questo mondo. La traccia che hanno lasciato queste persone è una traccia tragica, non per loro volontà, ma è una traccia che hanno lasciato e che ha permesso a un artista come Parmigiani di recuperare questo tema, di recuperare più che un tema, una formula estetica che poi lui replica nuovamente, non più per parlare di questo tema, quindi delle vittime di Hiroshima, ma per mettere in luce il tema dell'assenza, il tema dell'inconsistenza, dell'invisibilità, della sparizione. Sono tutti temi cari, soprattutto negli anni 70, agli artisti che orbitavano in quell'ambito concettuale. Vedremo la seconda opera appunto di Gino De Dominicis, altro artista italiano, l'opera del 69, quindi siamo lì con le date. È l'opera che si intitola a tratti Piramide invisibile, ad altri tratti Cubo invisibile, poco cambia chiaramente. Vedete che è un perimetro che viene dipinto, viene delineato sul pavimento. Il titolo ci dice già tutto dell'opera, no? Un qualcosa di invisibile. Noi vediamo un perimetro, vediamo solo quindi un lato piano sulla superficie del pavimento, ma ci viene suggerito dal titolo che esista veramente un cubo, una piramide che si alza da terra e che occupa quello spazio anche in modo fisico. Allora Gino De Dominicis si fa fotografare mentre abbraccia questa piramide, in altri casi abbraccia il cubo, quindi ci suggerisce veramente l'esistenza di questa struttura. In altri casi ancora è divertente come lui dica ai collezionisti: se volete comprare l'opera, inviatemi prima una cassa da imballaggio in maniera tale che io vi possa spedire l'opera senza che si rovini o che si rompa durante il trasporto. Chiaramente la cassa che serve non serve a niente, cioè è una linea sul pavimento che si può rifare, però è bella questa cosa che lui ha detto, no? Perché continua nella presa in giro in un certo senso, continua nell'illusione che esista un qualcosa di fisico in quell'assenza. Allora, queste sono tutte opere che trattano il tema dell'inconsistenza, della virtualità, se vogliamo, ma che hanno tutto un filo conduttore, che è il fatto delle tracce, di come un oggetto è in grado di lasciare una traccia. Allora, da un lato abbiamo Claudio Parmigiani che ci lavora come con la polvere, con la fuliggine, col fuoco, quindi lascia una traccia in negativo. Nel caso di Gino De Dominicis, che sul tema dell'invisibilità, sul tema dell'immortalità, sul tema della morte ha lavorato per tutta la vita, lascia queste tracce delineando, o meglio suggerendo un qualcosa che però è invisibile, che è diverso da quello che fa Parmigiani, perché non è stato invisibile il soggetto che noi abbiamo visto. Quella scala rimasta era una scala vera, era una scala fisica. Le persone distrutte, polverizzate a Hiroshima erano persone vere, fisiche. Poi chiaramente questi due artisti lavorano negli anni 70, lavorano in degli anni in cui questi erano i temi. Oggi forse il tema della presenza-assenza ha subito una flessione, nel senso che vedo meno artisti che lo trattano. Era un tema più forse anni 70, proprio perché quella generazione di artisti aveva visto queste foto che oggi, se voi mostrate a qualunque persona giri per strada, quanta gente ha visto queste foto qui di Hiroshima, di queste bombe che hanno polverizzato le persone, di queste persone resta una fotografia sul muro. Sono foto rare da vedere, però sono foto che su internet si trovano subito, quindi semplicemente è come si può dire, è una dimenticanza questa, ecco, ed è bene recuperarle. Parmigiani, vi dicevo, non lavora solo
sull'opera delocazione, ma fa questa serie di biblioteche, opere che invece suggeriscono la presenza di biblioteche intere. E che significa questo? Significa affrontare il tema, ad esempio, dell'erogo dei libri, quindi il fatto che una cultura intera possa essere azzerata grazie al fuoco, in questo caso come vengono realizzate con la fuliggine, quindi bruciando dei libri, ecco che la fuliggine si attacca nei punti in cui i libri non c'erano e traccia questa sorta di fotografia dell'invisibile. Allora è la sparizione di una cultura intera, è l'oblio, è la memoria che si perde, è il fatto che noi leggiamo sempre meno, il fatto che tanti libri che hanno fatto la nostra storia non vengono più considerati, è il processo in cui funziona il cervello, se ci pensate, no? Il cervello mette in fila i ricordi come se fossero dei libri, però col tempo questi ricordi, se non vengono rinfrescati, se questi libri non vengono spolverati, tolti dallo scaffale aperti, rimangono lì e lasciano una traccia di polvere, perché vengono dimenticati, perché entra in gioco l'oblio. Quindi sono dei temi veramente molto interessanti che vengono trattati, secondo me, con una poetica, con una sensibilità, con una delicatezza veramente fuori dal comune. Quindi vi ho presentato Claudio Parmigiani, a mio avviso uno degli artisti viventi italiani più forti che abbiamo in assoluto, in Italia, che possano stare al confronto di Parmigiani su queste cose, credo che non ce ne siano di artisti, assolutamente. Anzi, tanti artisti contemporanei che abbiamo hanno preso spunto da lui, come hanno preso spunto da Gino De Dominicis. Se pensate a Cattelan, quando Cattelan realizza un'opera gigante che lui aveva esposto a New York, che è un'opera con un cane fatto di un cane scheletro, no? Che sembra una sorta di dinosauro, in verità è un cagnolino scheletro. Da chi prende? Prende da Gino De Dominicis, prende da quest'opera che ora vi mostro, in cui Gino De Dominicis, di nuovo col tema dello scheletro, anche qui gigante, quindi entra in gioco anche il tema della dimensione, in questo caso è un'opera di, non so, 8 metri, 10 metri, una cosa gigantesca, di un uomo, che però era un uomo con questo naso pronunciato, chiaramente, e nel caso di Cattelan, di nuovo lo scheletro di un cagnolino o di un gatto, ecco, gigantesco, ma vedete che non ci siamo spostati? Cioè questi sono i riferimenti degli artisti che oggi hanno 50 anni, 60 anni e continuano ad esserlo. E quali sono i temi? Sono sempre gli stessi alla fine. Quindi siamo giunti alla fine, non vi allungo ancora il discorso, mi fa piacere che mi abbiate seguito in questo corner, sono arrivati un sacco di complimenti per quella pillola d'arte della settimana scorsa, spero anche per questa. Vi dico già, il prossimo corner, l'artista che presenterò si chiama Doris Salcedo, un'artista pazzesca, pazzesca, pazzesca. Vi ringrazio allora, vi saluto, buona serata a tutti.